schianta contro un palo, perde la vita lo storico presidente del consorzio Sinistra Medio Brenta. È stata la seconda consigliere regionale più votata e ora del Veneto Laura Puppato sfida Renzi candidandosi alle primarie del PD e Renzi le augura un in bocca al lupo. Dal Montenegro hanno raggiunto 90 in bus e in 42 hanno depredato un negozio dell'outlet e sono stati fermati e denunciati. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In apertura la scomparsa di Dante Longa in un incidente mortale a Jesolo. 81 anni, storico presidente del consorzio Sinistra Medio Brenta, è stato colto da malore mentre guidava e ha perso la vita mentre era alla guida della sua Mercedes. Assieme alla moglie Adelina Moda, 78 anni, e alla domestica Maria Busato, di 56 anni, verso le 10:30 in via Piave Vecchio, strada parallela alla via Adriatica che conduce ai giardini di Jesolo, probabilmente per un malore ha perso il controllo dell'auto e ha finito la sua corsa contro un palo della luce. È in condizioni gravi la domestica, mentre la moglie ha riportato qualche contusione. E gli agenti del commissariato di San Marco sono riusciti ad identificare l'uomo che ha preso a pugni un commercialista sabato scorso a Venezia. Ora sarà denunciato per lesioni multiple. Vediamo. È stato identificato l'aggressore del commercialista campano che lo ha colpito con un pugno fratturandogli la mandibola sabato scorso a San Canciana a Venezia. Lui è veneziano e senza precedenti di una buona estrazione sociale. Ciò non gli ha impedito di sferrare un pugno al commercialista dopo che questo aveva consentito di offrirgli una sigaretta. All'episodio violento ha assistito costernata l'amica della vittima, che ha pure cercato di dividerli. Per la polizia è stato facile ricostruire la dinamica dell'accaduto attraverso le registrazioni di alcune telecamere che hanno ripreso la scena. L'aggressore potrebbe essere denunciato per lesioni plurime aggravate in quanto il referto medico indica una prognosi superiore ai 20 giorni. Intanto nell'ospedale civile è stata eseguita l'operazione per ricomporre la frattura della mandibola. E a Mestre, ben 400 persone ieri sera hanno sfilato lungo le strade sotto la pioggia torrenziale con le fiaccole per manifestare contro la violenza gratuita che ha portato in fin di vita Gaetano Sinopoli. Intanto emerge fra GIP e Procura una differenza di vedute sul grado di consapevolezza di Giuseppe De Simone, l'uomo che ha confessato di aver aggredito da solo e non con il branco Gaetano Sinopoli. Secondo il giudice per le indagini preliminari che ne ha disposto gli arresti domiciliari, Antonio Liguori, De Simone non voleva uccidere. Ha perso il controllo di sé in preda ai fumi dell'alcol e per questo non è configurabile il reato di tentato omicidio. Secondo la Procura invece, che aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, De Simone voleva provocare la morte della sua vittima. E non possono vedere il partito dilaniarsi in una guerra fratricida per le primarie. Stiamo perdendo troppa energia, lo ha detto Laura Puppato, annunciando che intende candidarsi alle primarie del PD. Questa volta la sfida a Bersani viene dal profondo Veneto ed è tutta al femminile. Sentiamo. Dal Veneto arriva una sfida tutta al femminile per Bersani e Renzi alle primarie del PD. Laura Puppato, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, ha deciso di candidarsi a premier della coalizione. Sarebbe la quinta candidata dopo Renzi, Bersani, c'è anche Nichi Vendola e Bruno Tabacci. Trevigiana, 55 anni, residente a Montebelluna, nel 2010 come candidata alla presidenza della Regione Veneto ha raccolto ben 26.000 preferenze, risultando la seconda consigliera più votata della Regione. Nel 2009 alle europee ha sfiorato a sorpresa l'elezione, arrivando come prima dei non eletti con 60.000 voti. Nata come imprenditrice nel settore assicurativo finanziario, ha cominciato a battersi negli anni 90 come presidentessa del WWF nella sezione Montello Piave. Nel 2002 viene eletta nel suo comune Montebelluna in una lista civica appoggiata dall'Ulivo, dopo aver guidato una campagna per impedire la costruzione di un inceneritore. È stata nominata Cavaliere della Repubblica nel 2010 dal presidente Napolitano e persino Grillo in un'intervista ha parlato bene di lei. E Matteo Renzi, candidato alle primarie del PD oggi a Verona, da dove ha cominciato la sua campagna elettorale, ha commentato così la candidatura della Puppato. Chi vince in Veneto è molto più facile che vinca in Italia. Renzi ha poi aggiunto che candidandosi ha lanciato una sfida a 25 anni di governo e ai vertici del PD e che la Puppato, ripresentandosi alle primarie, è libera di farlo. Ed era a 20 anni che la scuola veneziana non cominciava così male, a dirlo sono i sindacalisti dello SNALS, della CGIL e della Gilda, sotto accusa il Ministero ma anche l'ufficio provinciale. Vediamo perché.
La scuola ha aperto i battenti da 2 giorni, ma continuano i disagi, mancano insegnanti e bidelli supplenti, soprattutto nel veneziano. In particolare per i bidelli si dovrà attendere il 20 settembre. Entro quella data la dirigente scolastica regionale, Gianna Marisa Miola, ha assicurato che riuscirà a concludere le nomine. I ritardi, è stato spiegato ai giornalisti in questi giorni, sono stati causati dal Ministero, che non ha ancora reso noto il numero di personale non insegnante da impiegare. Secondo invece i sindacati più rappresentativi, ossia lo SNAS, la CGIL e la Gilda, i ritardi sono anche da imputare all'ufficio provinciale. Era da 20 anni, sostengono i sindacalisti, che la scuola non iniziava nel caos più totale come in questi giorni, con insegnanti, bidelli, impiegati, presidi e capi segreterie a scavalco. Disagi anche sul fronte della rivoluzione digitale annunciata dal governo. Il ministro Profumo ha promesso un computer per ogni classe e intanto però sono stati già aboliti i registri cartacei e questo sta creando disagi agli insegnanti che si ritrovano con scarsa attrezzatura informatica per tenere il diario di classe. Se avete da segnalare problemi, disagi e curiosità che state vivendo nelle scuole, vi ricordo che stiamo raccogliendo video e immagini e appunto i problemi per pubblicarli sulla nostra pagina web e sui nostri siti Facebook e Twitter. E intanto l'ULSS 12 aggiorna l'elenco degli esenti dal ticket e scopre che continuano a crescere depauperando sempre più le casse dell'azienda sanitaria. Vediamo. Aumentano nell'USL 12 di Venezia gli utenti aventi diritto all'esenzione del ticket. Sono ben 2 cittadini su 3 a non pagarlo in questi mesi. Significa che cresce sempre di più la popolazione anziana o malata e dunque a finanziare, seppur parzialmente, le prestazioni sanitarie sono rimasti in 100.000 cittadini. Le esenzioni, che nel 2003 erano quasi 116.000, oggi sono 254.000 e sono divise in esenzioni per malattia, un cittadino su 2 ce l'ha, per reddito, ossia un cittadino su 3, e per età. Tra le patologie più diffuse ci sono malattie legate al sistema circolatorio, a neoplasia, ipertensione, a diabete mellito, ma ci sono anche 900 casi di tumori causati dall'amianto. Riguardo invece gli esenti per età, ossia gli over 65, 8 su 10 hanno superato questa soglia e nel territorio dell'USL se ne contano 83.000. Le malattie insorgono soprattutto tra i 70 e i 79 anni. Insomma, quei 100.000 che pagano il ticket per intero pesano per appena 8 milioni di euro sulla totale dei 700 milioni gestiti dall'unità sanitaria locale. Sono dati questi diffusi dalla direzione sanitaria veneziana anche allo scopo di attaccare la giunta regionale, che parla invece di sprechi e chiede alla sanità veneziana altri tagli. Predoni dal Montenegro in comitiva ben 42 hanno preso d'assalto l'outlet di Noventa di Piave facendo razzie di abbigliamento sportivo, ma sono stati fermati mentre stavano fuggendo sull'autobus sul quale erano arrivati, bloccati e portati nella caserma dei carabinieri. L'insolito blitz è avvenuto di pomeriggio, gli stranieri si sono riversati in massa al MacArthur Glen Designer, hanno strappato i dispositivi antitaccheggio applicati alla merce, hanno riempito borse e zainetti e qualche capo lo hanno pure indossato. Gli addetti alla vendita hanno dato l'allarme e i carabinieri hanno bloccato subito 2 giovani, mentre gli altri stavano scappando. Grazie all'analisi dei filmati sono stati individuati e arrestati un 21enne e un 22enne e denunciati altri 11 montenegrini di età fra i 28 e i 38 anni. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove nel fine settimana sarà possibile sottoporsi a diverse visite mediche gratuite. Eccovi i dettagli. Visite gratis domenica 16 settembre all'ospedale di Dolo. In occasione della 12ª giornata dedicata alla salute sarà possibile sottoporsi gratuitamente a controlli di glicemia, pressione, spirometria, stato nutrizionale e via dicendo. Ma la manifestazione organizzata dall'ULSS 13 col patrocinio della Conferenza dei Sindaci e la collaborazione di una ventina di associazioni locali comprende anche altre iniziative come una marcia, una biciclettata, mostre di foto e pittura e presentazioni di libri sotto lo squero.
Pianiga guarda sempre di più al milanese, meditando di staccarsi dalla riviera del Brenta. Il sindaco Massimo Calzavara sta valutando tutti i pro e contro, ma ammette che l'affinità coi comuni del milanese è forte. In particolare si è sviluppato un legame preferenziale con Santa Maria di Sala, con la quale Pianiga condivide il segretario comunale e la polizia locale. Insomma, le premesse per entrare a far parte della futura unione dei comuni del milanese ci sono tutte. Se son rose, fioriranno. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana per parlare di scuole all'avanguardia, ma anche di un evento che sta allarmando la popolazione. Vediamo. 10 barre con 5 kg di materiale radioattivo dovrebbero passare a novembre anche nel Trevigiano, precisamente in A4, attraverso Mogliano, Roncade, Monastier e Motta di Livenza. La Regione si è già dichiarata contraria al passaggio delle scorie nucleari in Veneto, annunciando così un duro scontro col governo. Il materiale radioattivo dovrebbe lasciare il deposito in provincia di Vercelli ai primi di novembre, diretto al porto di Trieste, per essere quindi imbarcato alla volta degli Stati Uniti, come previsto da accordi internazionali. Addio alle vecchie aule di informatica, le scuole di Chiarano sono molto più avanti. I bambini delle primarie saranno infatti presto dotati di tablet. La rivoluzione tecnologica inizierà col prossimo anno scolastico, quando verranno inaugurate le nuove scuole elementari. Ci saranno una trentina di tablet collegati alla rete grazie al sistema Wi-Fi, già attivo a Chiarano. Coi tablet non solo si risparmia spazio, ma anche denaro. Costano infatti circa 380 euro all'uno e non richiedono la continua manutenzione di un computer. Andiamo infine nel Padovano a celebrare i signori estensi di 8 secoli fa e la generosità di alcuni signori di oggi. Vediamo. Continua nel Padovano la staffetta di solidarietà pro terremotati dell'Emilia. Quanto raccolto a Rubano sarà destinato in particolare ai bambini di Sant'Agostino in provincia di Ferrara. I 5.000 euro del comune serviranno al ripristino delle scuole, mentre i 3.500 euro raccolti dall'associazione Botteghe di Rubano aiuteranno una giovane vedova con 2 bambini senza casa e lavoro. E 3.500 euro sono stati raccolti anche ad Arquà Petrarca durante una serata al ristorante Valpomaro. I fondi andranno al disastrato comune modenese di Mirandola. Con una 3 giorni di approfondimenti e studi, Este celebra la Signoria degli Estensi. La rassegna si aprirà venerdì sera con una serie di letture teatrali in Duomo. Sabato mattina al Clou con un convegno sugli Estensi nell'Europa medievale, potere, cultura e società. L'intento è quello di ricordare il marchese Azzo VI a 8 secoli dalla sua morte, una figura di rilievo nella scena politica internazionale di allora, nonché appassionato cultore della poesia trobadorica. Tra gli eventi anche la visita guidata al castello e una passeggiata naturalistica. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. La pressione in graduale aumento riporta tempo via via più stabile e soleggiato, con temperature ancora piacevolmente estive, specie le massime. Venerdì 14 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso, ventilato, precipitazioni assenti, minime in calo, massime in sensibile rialzo, comprese fra i 12 e i 22 gradi, mare da mosso a poco mosso. Sabato 15 settembre, bel tempo con cielo limpido e soleggiato, temperature in salita. Domenica 16 settembre, parzialmente soleggiato con modesti annuvolamenti, contenute variazioni termiche. Lunedì 17 settembre, nuvolosità innocua, minima e massima in salita, comprese fra i 17 e i 25 gradi. La marea di venerdì 14 settembre è sostenuta, la massima alle 22:40 80 cm, la minima alle 16:50 5 cm.
La controcopertina di oggi arriva dalla Filanda di Salzano e ci permette di assaporare le bellissime melodie di Ennio Morricone in chiave jazz. Con queste note io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.